Oggi vi voglio parlare di orto e in particolare delle concimazioni per l'orto. Ho invitato il mio amico Diego della GeoGreen, produttori di concimi, che ci darà qualche indicazione principale sui particolari concimi o concimazioni che vengono fatte nel nostro orto. Come consiglio per la preparazione del terreno, ti consiglio di utilizzare un concime base tipo il Vigor Active, proprio il nome ti dice già che serve ad attivare il tuo terreno. Sì, o si vanga, si prepara il letto di semina per dei vari ortaggi. Successivamente questa concimazione può essere integrata con il Vigor Plus, che è un concime sempre della linea Vigor, si può utilizzare per tutte le verdure a foglia, dove noi vogliamo una produzione di foglia, e c'è anche il Vigor Special, che è un concime più potassico, che noi andremo a integrare nelle nostre aiuole, dove abbiamo messo i pomodori, dove abbiamo i peperoni, tutte le nostre verdure a bacca, perché ci donerà colore, sapore, serbevolezza e più salubrità del frutto, perché lo renderà più sodo. Allora, se non ho capito male, la concimazione di base è come prendere un attivatore della flora intestinale. Bravo. Quindi vado a attivare tutto quello che c'è nel mio terreno, però dopo tutto questo lo devo supportare con un concime specifico. Se ho delle foglie, con il concime per le foglie; se ho invece dei frutti, un concime per i frutti. Con questo noi otterremo il massimo dal nostro orto. Abbiamo con GeoGreen una linea specifica che si chiama Vigor, che comprende questi diversi tipi di concime. Sì, concime di base, concime per verdure a foglia e concime per verdure a frutto oppure alberi da frutto. Fammi capire, i tempi sono questi: devo preparare il mio terreno per l'orto, do il Vigor Active, che è quello per attivare il terreno, e faccio la lavorazione del terreno. Dopodiché, nel momento in cui devo piantare le piante specifiche, farò una concimazione integrativa in quel momento lì, prima di piantare le piante? No, tu le puoi piantare, però l'effetto del Vigor Active non è perenne, di un anno. Dopo un mesetto noi andiamo a integrare col Vigor Plus mensilmente a piccole dosi, se vogliamo continuare con le nostre insalate, le nostre cicorie, con le nostre verdure a foglia, le bietole, quello che vogliamo piantare, andiamo a integrarlo col Vigor Plus. Se abbiamo delle piante di pomodoro, di peperone, di melanzane, tutte le piante che fanno frutto, o anche piante di fragole, o proprio degli alberi da frutto, se noi vogliamo aumentare il colore, la serbevolezza, quindi il sapore e la resistenza alle malattie, dobbiamo utilizzare invece il prodotto specifico che si chiama Vigor Special. È un prodotto con meno azoto, quindi farà meno foglia, però farà più frutto, farà più fiori, più frutta. Però in pratica è come in una fabbrica la catena di montaggio. Quando io vado a dare il Vigor Active, metto in moto la catena di montaggio. Bravo. Perché se io ho i pezzi nella catena di montaggio ma nessuno me li trasporta, non arriva alle piante. Quindi la concimazione di base, metto in moto la catena di montaggio, che è tutta la flora batterica che ho nel terreno, che serve per trasformare il concime che io do dopo. Bravo, e se vuoi proprio dare una marcia in più al tuo orto, ci viene sempre in aiuto l'Humifitos, che noi utilizziamo a 360 gradi anche nel tappeto erboso e nei giardini. 2 kg di Humifitos ogni 100 metri quadri daranno quell'energia naturale data dalle sostanze organiche naturali. È un prodotto biologico che andrà proprio ad aiutare questa catena di montaggio di cui parlavi tu, che andrà a moltiplicare i nostri microrganismi del terreno. È un concime naturale che si usa anche in orticoltura biologica professionale, e andrà proprio ad inserirsi su questa catena di montaggio, che poi dà alle parti finali. Vigor Plus e Vigor Special sono i veicoli finali, insomma, della nostra catena. Se volete un bel orto, abbiamo capito gli interventi da fare e abbiamo capito che tipo di concimi utilizzare. A questo punto venite a trovarmi e qui troverete i concimi della GeoGreen più giusti. Ciao a tutti e buona concimazione.